Allora, prima cosa mi scuso per la location, ma solo qui potevo fare il video. Allora, partendo dal presupposto che c'ho la ragazza qua che mi odia oramai, ha visto più partite ora che in questa settimana che in tutta la sua vita, penso. Che cazzo stiamo vedendo? Allora, che cazzo stiamo vedendo? Partendo dal presupposto che credo siete tutti d'accordo che oltre all'uomo partita, per ora l'uomo Serie A è Vittorio Giacomo Simone, battezzato a GA7, Wayu Osimen. Wayu Osimen. Wayu Osimen, cioè non ha senso. Non ha senso, semplicemente un altro livello rispetto a tutti quanti. Rigore solare, ma a parte il rigore ha rischiato di segnare altre 10 volte oltre al primo gol. Movimento d'attaccante, sono questi i movimenti che gli mancavano, questi sono i movimenti che gli sta dando Spalletti. Senza poi nominare i vari Anghissà, Insigne continua a dare lezioni di calcio, tutti a prendere appunti. Oggi rigore anche tirato decentemente. Diciamo che il rigore a mezza altezza è sempre un rischio, infatti Cragno la stava pure prendendo, ma potente, soprattutto centrale, ma non troppo, lì per il portiere è veramente difficile, e infatti alla fine non c'è arrivato. Io vi dico la verità, partita dopo partita sono sempre più terrorizzato, nel senso non eravamo abituati a vedere un Napoli così dal 2016-2017 più o meno, e sono passate 6 partite. 6 partite in cui le abbiamo vinte tutte, 6 partite in cui soprattutto stiamo mettendo delle basi, stiamo vincendo tutto, ma stiamo vincendo tutto con consapevolezza, tutto non rischiando un cazzo, tutto non rischiando un cazzo. Abbiamo il Milan a 2 punti, ma un Milan, ragazzi, che gioca 10 volte peggio di noi. Con questo non sto dicendo che il Milan ci arriverà sotto, non sto dicendo che lottiamo per lo scudetto, non mi sto esaltando, sto dicendo soltanto che il Napoli ha una solidità e, e dà l'impressione ogni secondo che nessuno per ora ci possa fare male. Io non ho mai avuto l'impressione quest'anno di essere impotente, di un Napoli impotente, se non forse nel primo tempo con l'Eister, ma anche là l'abbiamo ripresa. È un qualcosa a cui non sono abituato. È un qualcosa che fa riflettere, perché la squadra forte ce l'abbiamo. Abbiamo una squadra veramente forte. Fino a quanto reggerà non lo so, ma tutti gli effettivi stanno dando il 200%. Anche Lozano quando entra dà il 300%. Elmas entra, corre come un animale. Sono tutti sul pezzo, tutti concentrati. Non potremo durare così tutto il campionato, ovviamente, ma le basi ci sono, soprattutto per puntare al quarto posto. Attualmente stiamo a più 6 dal quarto posto, più 6, più 10 dalla Juventus, più 2 dal Milan, più 4 dall'Inter. Questa giornata hanno perso punti Inter, Atalanta, Roma e va, perché la Lazio ha vinto, la Fiorentina ha vinto, Fiorentina che ce l'abbiamo la prossima settimana, Waiu. Prepariamoci psicologicamente alla partita con la Fiorentina, perché non sarà per niente facile, anzi, ora prima testa all'Europa League, perché in Europa League bisogna vincere, stavolta bisogna vincere, con l'Eister ci sta il pareggio, ora bisogna vincere per non complicarsi la vita, ma poi la Fiorentina, e la Fiorentina non è il Cagliari poverino oggi zero, Cagliari zero, se non una o due azioni nel primo tempo quando c'erano i calci d'angolo, mezzo, ma veramente poca roba. Si vede che il Cagliari è stanco, il Cagliari mentalmente non c'era proprio, oggi non c'era proprio, secondo tempo veramente in bambola completa. Mazzari non ha avuto il tempo di lavorarci, si vede la sosta infrasettimanale, appena cambiato allenatore, ci sta, ma non andremo a affrontare il Cagliari. Poi comunque il Napoli fino ad ora ha affrontato Juventus, ha affrontato l'Udinese, ha affrontato la Sampdoria, che abbiamo visto anche oggi. La Juventus ci ha vinto 3-2 soffrendo. La Juventus oggi con la Sampdoria è riuscita a giocare 20 minuti, noi alla Sampdoria abbiamo fatto un culo così per 90 minuti. Stiamo facendo prestazioni veramente clamorose. Ora la Fiorentina e poi il Torino. La Fiorentina ora è un testo. La Fiorentina ora è un testo, perché da lì capiremo veramente dove può arrivare il Napoli. Io ve lo dico, in caso di vittoria in questo modo, anche con la Fiorentina, mezzo inizio a esaltarmi, e il primo che mi rompe il cazzo lo mando pure a fare in culo, perché poi io è normale, cioè sto cercando di rimanere coi piedi per terra, perché è giusto così, perché stiamo a ottobre, neanche, siamo al 26 settembre, quindi ci possiamo esaltare poco.
Però 6 giornate con tutte vittorie in questo modo. Se dovessimo fare la stessa cosa con la Fiorentina, un pensierino che potremmo lottare per il secondo posto, perché sopra non se ne parla però per il secondo posto ci potremmo lottare magari. Ma io con la testa, mamma mia, tu che ne pensi? Dai, parla, tanto non ti vedono. No, non ti vergogni, dai. No, sì, Dai, mi parla. vergogno. Devo dire, Lei è lupacchiotta, quindi oggi sta pure in lutto, quindi non dico niente, ha giocato bene. esprimiti. Ha giocato bene. Afi, Sì. E che poi che commenti dico? tecnici. Ha giocato bene. Afi, siamo Sì. forti? Abbastanza. Abbastanza. Tremo per il 24. Per? Il 24. Ah, trema per il 24, why you hack? È finita? È finita, mo la giocata a schedina. Già sto pensando a Roma-Napoli. Comunque, ultima cosa. Siamo la miglior difesa e il secondo miglior attacco della Serie A. Basta. Ecco. Non ho niente da dire. Raga, ma a me fate chiamare